Buonasera e benvenuti alla dedica. Ma che cos'è la dedica? C'è un cantante che vive in un paese o in una città conosciuto soprattutto nel suo territorio e che canta nel dialetto locale. Ma è proprio lui, a questo cantante, che si rivolgono amici, parenti, ma anche semplici ammiratori per dedicare una canzone ad una persona. È questa la dedica, come un tempo erano le serenate sotto la finestra. Oggi andremo in Sardegna, a Mogoro, un piccolo paese in provincia di Oristano. Un paese dalla storia antica, circondato da siti archeologici che ci riportano ad un tempo lontano, quello della civiltà nuragica. E qui nella profonda Sardegna la musica è un elemento importante della tradizione, una musica piena di sentimenti forti dove domina la passione. A Mogoro c'è una giovane cantante, si chiama Laura Spano, molto legata alla sua terra, la Sardegna, e che propone canzoni dal sapore antico ma con sonorità e ritmi moderni. Però prima di scoprire la dedica di questa puntata sentiamo la storia di Laura, cominciando con un brano che racconta la sua Sardegna. Tu es il fuoco che brucia dentro me ed è una rotie esas manos tuas in sa carena mia bramas de magia Eia è una canzone d'amore e di passione che ci invita a essere positivi e a dire sì alla vita. La luna balla con noi in questa danza di amore. In queste note e in queste parole ci sono i sentimenti, ma anche la voglia di descrivere la mia terra, la Sardegna che amo e a cui sono particolarmente legata. In sa carena mia, bramas de maia, Io amo la Sardegna e ho deciso di vivere qui la mia vita in un piccolo paese dell'interno. Ma è il mio paese dove sono nata e cresciuta. La mia famiglia è una famiglia molto tradizionale. Ho una sorella a cui sono particolarmente legata, ma diciamo che è mia nonna la persona che mi ha sostenuta maggiormente per quanto riguarda la mia passione della musica. Sin da bambina ho avuto una predisposizione per quanto riguarda il canto, ma anche il ballo. Infatti, a 5 anni, durante una festa di compleanno, catturai la scena cantando e ballando la Macarena. La Laura bambina non era per niente timida, molto solare. Infatti durante gli spettacoli che comunque si mettevano in scena all'asilo, io o cantavo o ballavo e diciamo che ero sempre in prima linea. Dieci anni fa, quasi per gioco, ho partecipato a una sorta di audizione per entrare a far parte di un gruppo etnico pop sardo, inizialmente come ballerina, poi successivamente come cantante. Da quel giorno la mia vita ha preso una piega differente e posso dire che fu quello il momento in cui ho capito che la musica sarebbe diventata la mia vita. Praticare la musica e basta, senza però avere una base di studio, non mi appagava. Io avevo bisogno di studiare, di capire cosa stessi cantando.
Quindi ho deciso di buttarmi in questa avventura del conservatorio. Sono entrata 3 anni fa al Conservatorio di Musica di Cagliari. Il corso che frequento è il corso di canto lirico. Canto da mezzosoprano. Si tratta di una scuola che non solo dal punto di vista tecnico e educativo, ma anche e soprattutto si tratta di una scuola di vita. I will. Le mie giornate diciamo che sono caratterizzate dallo studio. Il conservatorio si trova a Cagliari, nel capoluogo sardo. Sono 60 i chilometri che percorro ogni giorno. Dopodiché, rientrando a casa la sera, trovo l'amore della mia vita, Gianluca, che mi supporta, ma soprattutto mi sopporta. Gianluca ha capito che la musica scorre nelle mie vene e che è la mia vita. Una L e una G. Amore. Io sono molto credente e frequento la parrocchia di San Bernardino. Proprio qui mi esibisco non solo durante le cerimonie religiose, ma anche durante i matrimoni, in particolar modo con una canzone della tradizione sarda. Oh, esa die plur bella casuse nore nos amutiu. Saneddu è una canzone della tradizione popolare sarda. Gerimus indunateru chelu. È un augurio dei genitori che fanno ai propri figli nel loro giorno più importante. Ma chi in amore santu noi semus procir. Si tratta di un brano a cui sono molto legata, anche perché, devo dire la verità, mi sento quasi responsabile, come se gli sposi mi avessero affidato le loro emozioni e io le devo tradurre in canto. E questo vale ancora di più se quelle persone fanno parte della mia famiglia. Io ho una cugina a cui sono particolarmente legata, Mirella, che per me è come una sorella. Lei era andata via dalla Sardegna per cercare fortuna altrove, ma è tornata con un fidanzato che ha conosciuto lì. Un grande amore per Mirella. E allora mia cugina mi ha chiesto una canzone da dedicare al suo fidanzato, a William. Siamo arrivati al momento della dedica. Mirella, la cugina di Laura, vuole dedicare una canzone a William, un uomo che ha conosciuto quando era andata a vivere lontano. Siamo in Sardegna, dove la tradizione conta, e forse Mirella ha bisogno della voce della cugina per presentare alla sua piccola comunità una persona che viene dalla Lombardia, da Como, e che ha scelto di vivere insieme a lei in questo piccolo paese della provincia di Oristano. Mirella e Laura si incontrano davanti alla chiesa parrocchiale di Mogoro per parlare di questa canzone da dedicare a William. It's all about smoke screens and cigarettes, looking through low lights at silhouettes, but all I say is Ciao. Come va? Tutto bene? William come sta? Benissimo, è a casa. Pensi abbia capito qualcosa? Per il momento no. Ok. Io ho sempre vissuto a Mogoro, il mio paese.
che a un certo punto ha iniziato a starmi un pochino stretto. E alla soglia dei 30 anni, quindi ho deciso di andare via e complice un invito da parte di un amico a passare un po' di tempo in vacanza nell'isola di Lanzarote alle Canarie, ho lasciato il paese e mi sono trasferita lì. La vita a Lanzarote era molto bella, era tutto un sogno, era una vita sempre in vacanza. Lì ho conosciuto tante persone, una cultura diversa. Nel 2015, durante il compleanno di un'amica comune, ho conosciuto William e abbiamo coltivato questa amicizia che è andata avanti per tanti mesi. Dopo un anno, nel 2016, ho iniziato a farmi un po' di domande. Cosa effettivamente volessi per la mia vita e dove volessi vivere. Quindi sono rientrata in Sardegna e sono stata qua un mese. Durante questa permanenza ho iniziato a sentire tantissimo la nostalgia dell'isola di Lanzarote, in più complice una bella proposta di lavoro che stavo aspettando, ho trovato di nuovo l'incoraggiamento di tornare a Lanzarote. E lì, quasi per caso, ho rincontrato William e da quel momento però il nostro rapporto è cambiato completamente, perché da semplici amici abbiamo iniziato a diventare un po' più complici fino a che poi ci siamo proprio innamorati. Siamo andati prima a vivere insieme e poi abbiamo scoperto che stava arrivando il frutto del nostro amore, il nostro bambino, che è nato nel marzo del 2017, si chiama Alessandro ed è la nostra vita. Eravamo molto contenti di vivere in quell'isola meravigliosa, però quando nasce un figlio, diciamo che cambiano proprio le prospettive anche rivolte verso il futuro e abbiamo iniziato a pensare che le mie radici dovevano in qualche modo riflettersi anche sul bambino e sulla sua crescita. Quindi con un po' di nostalgia abbiamo deciso di lasciare Lanzarote e di tornare definitivamente in Sardegna. È stata una scelta coraggiosa, in particolare per William, che comunque è nato e cresciuto al nord. Allora ho pensato di aiutare questa sua scelta facendogli capire quanto per me sia importante che lui sia venuto qui, che abbia seguito me e a crescere qui la nostra famiglia. Mia cugina Laura è anche una cara amica, noi siamo cresciute insieme, siamo molto complici ed è anche un'artista bravissima. Ha scritto una canzone che secondo me rappresenta in pieno la mia storia con quella di William, la nostra storia. Una cariña de dolor e una lacana di amor, in su corosso lucchino penso a te e questa notte una magia e questa amargura mia si incanda in su en tu vie. Questa è una parte del ritornello di Una Cariña de Dolor, brano che comunque a cui sono particolarmente legata, e parla proprio del sentimento e dell'abbandono che dobbiamo avere nei confronti delle paure e buttarci a capofitto in questo sentimento. Sì. Potrebbe andare? Sì, è perfetta. La giudichiamo? Sì. Laura Spano ha trovato la canzone giusta per William, il fidanzato di sua cugina Mirella. È la canzone dell'amore ritrovato, ma nello stesso tempo un modo per promettersi una vita insieme. La canzone per il loro futuro matrimonio, appunto. Ma come reagirà William a questa richiesta?
Questa è una mia canzone che Mirella vuole dedicare a te e al vostro amore. Una carigna de dolor. Questa luna canta pro noi sincera, balla s'anima in suentu, lizzera e tu gai Luis, che è come noi stesi sa tristura, ma balla in questa notte. Una carigna de dolore e una lacana di amore, il suo coro solo io penso a te, e questa notte una magia, e questa amargura mia si incandala in suentu. Una carigna di dolore e una lacana di amore, il suo coro solo io penso a te, questa notte una magia, e questa amargura mia si incandala in suentu vie. Una carigna di dolore e una lacana di amore, il suo coro solo io penso a te, e questa notte una magia, e questa amargura mia si incandala in suentu. Una carigna di dolore e una lacana di amore, il suo coro solo io penso a te, e questa notte una magia, e questa amargura mia si incandala in suentu vie. Non me l'aspettavo. Siamo stati bravi? Bravissimi! Bravissimo. Ti sei emozionato? Sì. Quello è un buon segno. Grazie a tutti, grazie. Grazie veramente. È stata una bellissima sorpresa, bravissima Laura, come sempre voce Lei sì, stupenda, emozionato e stupito. Sappi che è veramente da mesi che noi stiamo organizzando questa Sì, cosa. sì, Ma sì, dai. da febbraio. Da febbraio. Poi vabbè, c'è stato la chiusura, il lockdown, quindi ci siamo fermati un po'. Questo era il mio regalo di matrimonio, perché comunque il matrimonio era in programma, poi vabbè. E poi è capitato bene perché sarebbero mancati 3 giorni Infatti. e quindi insomma festeggiamo il non sì, il non dai. matrimonio. Un matrimonio per Meglio un mi dicono, futuro. meglio tardi che mai, Meglio no? tardi che mai, Giusto. dai, sì, ci arriveremo anche noi. Pazienza, dai, non siamo gli unici che No, quest'anno infatti, purtroppo sono infatti. Quindi. l'unico però a avere una sorpresa del genere. Ecco, bravo! Al prossimo anno. Questa è la storia di oggi. William e Mirella, come abbiamo sentito, si sposeranno molto presto. Noi ci vediamo la prossima settimana con nuove e bellissime dediche.